Quando parliamo di un'auto elettrica e parliamo di nuova componentistica, e quindi batterie e tutte queste cose qui, diciamo che più del 50% di questo è costruito in Cina. Noi in Italia dobbiamo per forza comprare le batterie dalla Cina o dal mondo asiatico e quindi una dipendenza di questo sarebbe una cosa sbagliata. L'approvvigionamento delle materie prime è la questione principale, ma non certo l'unica per Bruno Vianello, presidente di Texa, l'azienda di Monastier, gioiello dell'automotive Veneto e Made in Italy. Solo nel quartier generale i dipendenti sono ormai 1 migliaio. Oltre 30 anni di attività nel settore degli strumenti diagnostici multimarca fanno di Vianello una delle voci più autorevoli per commentare lo stop dal 2035 ai mezzi benzina e diesel votato dal Parlamento europeo. Una rivoluzione che rischia di essere un trauma anche occupazionale a nord-est, quello automobilistico è un asset strategico. L'automobile, non solo italiano, ma tutto europeo, rischia tantissimo per le ragioni che vi ho appena detto, ma non solo. Poi costruire una macchina elettrica, anche se hai tutte le cose che ti servono per costruirla, in realtà ti serve molta meno gente e quindi ci sarà tante persone che verranno licenziate e queste persone in qualche maniera devono vivere. E chi è che le paga? Le paga chi lavora e chi lavora mi pare che pagano già abbastanza tasse. Si rischia quindi un cortocircuito economico-sociale, ma non solo, anche perché la carenza di infrastrutture per l'elettrico è evidente. E io non posso avere un'automobile che ogni volta devo aspettare 7-8 ore per ricaricarla, devo avere una ricarica massimo di un quarto d'ora e questo è possibile grazie ad infrastrutture diverse di quelle che abbiamo oggi in Italia. Ma per risparmiare un massimo un quarto d'ora in realtà dovremmo avere dei distributori di corrente elettrica molto potenti, almeno di 300-400 kW. Per Vianello bisognerebbe invece convergere sulla tecnologia ibrida, supportando le filiere. Ai parlamentari europei e non solo un messaggio diretto, tutt'altro che provocatorio. Alla politica direi la prossima volta prendiamo dei politici che siano all'altezza della situazione, che siano lungimiranti, ma guardi che somigliano anche un po' ai politici cinesi a questo punto, cosa posso dirvi?